poi non so se devo andare via. Allora, avvocato Bruzzese, prego. Sì. Senta, signora, lei su una domanda del pubblico ministero ha detto, se ho ben capito, che lei ha fatto uso di stupefacenti solo hashish quando era da ragazza. Ricordo bene? Sì, saltuariamente hashish da ragazza, sì. Lei ha mai usato cocaina? Guardi, sinceramente usata no, l'ho vista, quello sì, l'ho vista, ho anche messo il dito per assaggiarla, ma non di più. Io la odio la droga, io la odio perché mi ha rovinato la famiglia a me la droga, mi dispiace, non so tossica. Senta, lei è mai stata condannata, arrestata per detenzione di cocaina? Mai, detenzione di cocaina mai, mai proprio, ma mai nella luce proprio, mai lontano da me quelle cose. A me mi hanno fatto una perquisizione in mansarda di mia suocera Gallaci Anna Maria dove c'erano 106 grammi di hashish e siccome che ero incensurata hanno arrestato sia me che a mio marito. In realtà dovevano arrestare solo lui, ma poi l'avrebbero portato in carcere perché lui aveva tante condanne. Quindi hanno detto va bene, facciamo così, vi condanniamo a tutte e due, perché in genere quando ti arrestano che c'ha il fumo è uno solo che si prende la colpa. A noi ci hanno condannato a tutte e due per avere una pena più bassa perché io ero incensurata. Okay. Ma niente di più, tanto che ci hanno contestato 56 grammi di hashish per uno e ho fatto la mia pena, l'ho espiata tranquillamente, non ho alcun tipo di problema. Ho capito. Senta, quando lei afferma che Nando Di Silvio spacciava, quindi lei come lo sa? Allora, io innanzitutto non sono cieca, non sono sorda con rispetto alle persone che sono diversamente abili, ma lo so perché prima di tutto l'ho sempre visto anche fuori all'Italy Poker, punto 1. Punto 2 perché mi ha proposto 50 grammi di merce e 5.000 euro per la mia abitazione. Cioè, ci rendiamo conto che mi voleva dare della cocaina in cambio di un'abitazione comunale? E non è normale, lei signor avvocato ce l'ha la cocaina a casa? Vabbè, no, perché? Perché non è un faccia domande. Nando ce l'aveva. Si limiti a rispondere alle domande dell'avvocato, non faccia veri domande. Poi erano 5.000 euro che le aveva offerto? Sì. No, perché io ne ricordavo 10. Si ricorda male. Va bene, perché lei lo ha anche dichiarato. Vabbè, succede, capita. No, io lei... mi ricordo che erano 5.000 e mezzetto, poi lei se ne ricorda 10 che ben venga, tanto 15 o 10, io sto sempre qua dove non faccia polemiche, risponda alle domande. Se lei è sicura comunque che io mi ricordo che erano 5.000. Dica 5.000 e basta. No, perché Prego. Lei ha reso un interrogatorio. No, perché mi ha messo il dubbio, può essere pure che è partito da 5.000 e è arrivato a 10 e mezzetto, no, è probabile, perché loro lo fanno che partono dal basso e poi arrivano in su. Cioè, quindi è una cosa che ci può anche stare, la cosa che ha detto l'avvocato. Io mi ricordo 10 può darsi, sì, perché loro contrattano, ma posso fare è quello che ti danno 5-10 mila euro, non vengo contro quello che ha detto lei, perché una dimenticanza ci può anche essere su questo. Una dimenticanza, sì. Prego, no, io le facevo questa domanda perché lei è stata sentita dal dottor Battistini, se ben ricorda, e in quell'interrogatorio che lei ha reso il 13 aprile del 2017 ha sempre parlato di 10.000 euro. Anzi, sì, ma lei ne voleva 35. Siccome che partono signora, aspetti, faccia finire la domanda all'avvocato, poi si alzano, è probabile che lui sia partito da 5.000, a me mi è venuto in mente quando è partito da 5.000, perché dico l'avvocato non aveva ancora terminato la domanda. Ho fatto l'esame con la dottoressa, ho detto che Nando non mi ha minacciato, quando io sono andata fuori perché mi ero sentita poco bene, mi sono ricordata. Si fermi un attimo, faccia finire la domanda all'avvocato, poi lei risponde. Allora, avvocato Bruzzese, prego. Lei in quell'occasione dichiarò che l'offerta era di 10.000, che lei ne voleva 35.
Quindi non si è mai parlato di 5 milioni. Assolutamente allora, adesso dia la sua sbagliato. spiegazione. È sbagliato. Io ho detto che era meglio prendere qualcosa da Nando, ok? E dargli l'appartamento piuttosto che darlo gratis agli altri suoi parenti perché volevo andare via. Io, che personalmente esasperata volevo dare la chiave di casa a Tiziana Mancini e andarmene gratis, avevo trovato una casa a Fiuggi, non mi ricordo quanto veniva, gli dico la verità, però se lei mi dice 35.000 ci sta, può essere pure che sta a 35.000, e volevo andarmene, tanto che telefonai a mio marito, gli dissi chiama Nando. Ma perché questo? Perché io ero presa dalle botte di Massimino, dalle botte di Spada Maria Dora e dagli insulti di Lelli, le minacce, era una cosa, un continuo. A me mi aiutava mia madre, io facevo le faccende domestiche a mia nonna, mi sono sempre data fama per pagare a Lelli per non far menare a mio marito, quindi se c'è probabilità magari che io abbia telefonato a Michael e le abbia detto guarda Michael chiama Nando, ma per 10.000 euro, 5.000 euro e mezzetto di cocaina io casa non gliel'avrei mai data, perché io sinceramente volevo morire dentro la mia casa, ma non ammazzata da spada, io volevo morire di vecchiaia ovviamente, quindi non è qua nessuno avrebbe mai venduto quella casa, io ero innamorata di casa mia era il posto più bello del mondo, poi purtroppo i signori Spada hanno deciso che dovevo morire non si sa che morte perché gli ero scomoda, perché avevo partorito Giovanni l'essere rincarnato e quindi era quella la fine. Quindi tutti quelli che hanno subito torti da Giovanni come Lelli, che la mamma poverina gli è morta con l'acqua al braccio e Giovanni gli ha levato casa, come i signori Spada che Lelli sa benissimo che Giovanni prima di morire schiaffeggiò il signor Carmine, il signor Pellè, schiaffeggiò tutti, che Roberto il pugile si nascose dietro il bancone, Ottavio Porello dovette sta zitto perché sennò Franchino lo schiaffeggiava e poi gli menava pure Giovanni. Tutta la gente che ha abbozzato dal signor Giovanni, che io non difendo, è presa con me, capito? Solo la risposta alle domande invece di tutti questi prologhi inutili. Ecco. Allora io le dico queste cose. Tutta la gente se l'è presa con me che sono un innocente. Ianni, deve rispondere alle domande, non deve le ho pagate io. Cioè, delle che c'è dichiarazioni sue spontanee, deve rispondere alle domande. Prego. Io le ho fatto quella domanda perché nel corso di quell'interrogatorio tante cose lei ha detto di diverso rispetto a quelle di oggi. Allora il giudice a un certo punto le chiede: ma lei ha precedenti per spaccio? E lei dice: sì, è stato un errore giudiziario, ma sono stata agli arresti domiciliari per la detenzione di 56 grammi di droga, ma erano per uso personale. Quindi, contrariamente a quello... È stato un errore, perché è stato un errore? Perché viene condannata una persona, non due. Quella droga era l'hashish di cui parlava prima. C'è stato un errore perché la condanna è per uno, non per due. Allora che famo? Io c'ho una famiglia di 100 persone, c'ho un netto di fumo a casa, restiamo tutte 100. Andiamo avanti. Quindi in quell'interrogatorio lei dà delle diverse dichiarazioni. Un'altra cosa che lei ha dichiarato stamattina e che è diversa in quell'interrogatorio è che lei dice che una volta vicino al centro anziani di Silvio Nando ha cercato di investirla con una Fiat nera e tra le altre cose Di Silvio le ha detto che lei da quella casa sarebbe uscita con i piedi davanti. Si ricorda questa affermazione? Sì. Sempre infatti quando sono tornata dalla pausa ho detto: dottoressa Calò, posso aggiungere che mi sono ricordata questo fatto? Questo ho detto, e ho menzionato il fatto della Fiat, ho menzionato il fatto della minaccia. Perché questo? Perché io non sto pensando a Spada, ok? Mi è venuto in mente perché è la cosa più leggera che hanno fatto, perché come l'ha detto Nando, l'ha detto Ottavio, però la differenza tra Nando, Ottavio e Massimino, ripeto, è che Nando e Ottavio non mi hanno mai picchiato, ok? Massimiliano Spada mi ha picchiato, ecco perché una parola non la prendo, la prendo con leggerezza. Signora, si fermi, risponda alla successiva domanda. Allora, io le contesto che sempre nell'interrogatorio a cui facevo menzione prima, su una domanda questa volta del dottor Albamonte, che era il pubblico ministero, le chiede questa frase: chi gliel'ha detta esattamente? E lei dice:
la frase esci con le gambe di fuori l'ha detto Ottavio. Allora il dottor Abamonte dice, lei è sicura che gliel'ha detto Ottavio o gliel'ha detto anche Nando Di Silvio? E lei risponde, no, sono sicura, l'ha detto Ottavio. Oggi ci dice che questa frase è da attribuirsi a Nando Di Silvio. Come ce la spiega questa diversità? Nando Di Silvio è da attribuirsi a Ottavio, ok? Perché se queste parole sono gerghi che usano loro, e loro non sono persone che scherzano, non è chi sta difendendo, ma che cosa sta difendendo? L'ha detto quello e l'ha detto quell'altro, che quello magari mi ha scioccato un po' di più e quell'altro un po' di meno. Non sentiamo bene, se lei si allontana un po' dal microfono e ripete e scandisce le parole che ha detto adesso. Allora, ha capito la domanda? No, l'avvocato dice, ma questa frase chi gliel'ha detta? Ottavio o De Silvio? Nando? Qual è la verità? La frase l'hanno detta entrambi in contesti diversi, ok? Magari lì per lì all'altro esame ho detto Ottavio Mirato perché è quello che mi ha scioccato più, perché in quel momento mio marito prendeva le botte da Lelli, da Massimino e da Ottavio, e da quello non stavo pensando a Nando che ha detto una frase di fondo. Nando non è che ha mai picchiato mio marito che io sappia, Ottavio sì, quindi a me fa più paura Ottavio. Se una cosa la dice Nando, io ho una veduta di Nando, se a me una cosa la dice Ottavio e so che Ottavio ha fatto a pezzi la gente nel canale, gli dà un pochettino più di peso. Ma lei deve vedere pure come mi sento io quando vengo in causa o quando io sto psicologicamente la notte che dormo e ho gli incubi dei zingari. Non posso stare a pensare a ogni singola frase, a ogni singola parola, diventerei pazza. Va bene, quello che mi hanno fatto l'hanno fatto, stanno pagando, è giusto, ci stanno gli investigatori che hanno fatto il loro lavoro. Io personalmente sto serena, non c'è nessun problema, quindi che sa di questo? Discrepanza. Senta, allora quando lei dice Nando spaccia e io lo so, lei lo sa per delle voci, non per un'acquisizione diretta, ma per voci che giravano a Ostia, per sentito dire? Allora, a prescindere dal fatto che Nando la mette in mano agli altri, e lo so perché l'ha messa in mano a delle persone che sono anche lontanamente parenti a me, ok? Ci siamo fino a qui. Nando fa il passamano, da lui la passa un certo Roberto, da Roberto la passano un tale Cristian, ora mi informerò bene sui cognomi e poi glieli vengo a dire, e da sto Cristian la dà ai bambini, ai ragazzini dei 15-16 anni che adesso hanno 18 anni. Ha capito? Io quando ho fatto sede di interrogatorio ho dato dei riferimenti perché mi ricordavo i nomi e i cognomi di quelle persone e l'ho detti alla dottoressa Calò, quindi stanno sul verbale di interrogatorio questi nomi che io gli ho detto alla dottoressa e non so che adesso se li ricorda questi nomi, investigare se è così o meno. Da me lei che cosa vuole? Che cosa le devo dire? Mi dica. Signora Ianni, adesso lei li ricorda questi nomi? Presidente, non può rivolgersi al Presidente che cosa li vuole. Ricorda questi è il nomi, diritto il nostro signora. controesame. Allora, signora, l'avvocato voleva sapere i nomi di queste persone che hanno ricevuto la droga, insomma, no? Se lei li ricorda, se no glieli ricordiamo noi. Nando la dà un certo Roberto Fresta. Questo Roberto Fresta la dà ai ragazzetti anche amici di mio fratello, bambini di 16 anni, 15 anni, ma un po' tutti i ragazzetti dei dintorni là. Sì. Qualche nome lo ricorda o no? L'ho detto, io purtroppo non conosco personalmente questo signor Roberto Fresta da potergli dire il giro che c'ha, però so che la merce, la cocaina, chiamiamola come pare, passa da Nando alle mani di questo e dalle mani di questo va in giro. Comunque potete fare riferimento
a mio marito che tra poco verrà in causa, verrà chiamato, Presidente, perché però- anche lui la sa la questo domanda passaggio, era- anzi Michael ne sa molto meglio di me di questo va bene, passaggio ha che è risposto, passato a Nando, a Roberto Fresta La e a domanda come era si come spiccia fa a per tutti sapere i queste ragazzetti, cose. quindi chiedetele a lui che vi sa dare una Se risposta ci vuole migliore, io sono rispondere, donna, se no ci non... dica che non ci risponde. Tanto può sempre dire che si avvale della facoltà di non rispondere. Quindi, Lei, No, vabbè, lei ma queste perché? cose le sa solo perché gliel'ha dette suo marito o lo sa per altri canali, per altre fonti? Lo so per altri canali, E lo so chi per sono? altri canali. Lorenzo Casale, ok, che spaccia la cocaina, ok, quel ragazzino che mo avrà 18 anni, che la spacciava all'epoca davanti alla farmacia notturna, quello anche sostiene di averla presa da un contatto di Roberto Fresta e Nando De Silvio è sempre il capo delle proprietà, quindi sto Casale che andava anche a rubare per Massimo Massimiani, ok? Sa questa cosa perché ha spacciato per lui, se l'ha detto, spaccio gliel'ha per questa detto Casale persona. a lei Non mi questa posso cosa? fare buffi perché se no è denando. Ma Che a gli lei faccio? questa Io gli cosa- sto di nomi, non è che gli sto di Ascolti le domande, cose ascolti le così, domande. capisce? Andate a verificare su questo a Casale. lei gliel'ha Qual è detto il Casale problema? questi particolari? Prego? A lei questi particolari glieli ha riferiti Casale? Questo Lorenzo Allora, Casale? Casale Lorenzo era un, come Davide Ma mi deve rispondere Pinti e sì o tanti no? amici di mio Glieli ha fratello, riferiti Casale queste sono cose? randaggi, ragazzetti un po' così Presidente, che ma lei vuole frequentavano intervenire? l'abitazione di Se mia no io mamma. smetto di fare... Perché Signora, mia mamma- ascolti le domande, non vada per conto suo a ruota ok. libera. Ho La domanda sentito dell'avvocato questo è Casale questa. che lo diceva anche a casa Aspetti. di mia madre perché era amico Questo di mio fratello e Casali. l'ha detto in camera di mio fratello. Punto. Signora Ianni, Anche a me una volta mi ha detto sto andando a portare un pezzo in farmacia, non signora è Ianni quello. deve ascoltare le domande perché lei è invitata a rispondere alle domande, non E io rispondo a volentieri. fare delle dichiarazioni sue spontanee. Quindi ascolti la domanda. La domanda che ha fatto l'avvocato era chiara e Non c'è semplice. rinuncio che mi ha rotto le scatole. Se gliela vuole rifare l'avvocato così risponda vi ho sì detto o no. se queste cose le ha prese direttamente da Casale. Sì o no? Non voglio altre considerazioni. Gliele Sì. ha dette Casale. Presidente, io chiedo Sì. che la Corte voglia sentire come testo di riferimento questo Lorenzo Vabbè, Casale. poi valuteremo. E che gli viene a dire che spacciava? O che spaccia? Ma cosa la fa? Presidente, però io gradirei che il test fosse riportato un po' all'ordine, perché adesso voglio dire anche dettare il Vabbè, proseguo vai, del processo di quello che farà la procura o quello che Andiamo dirà avanti. il test successivo mi sembra un po' troppo. Senta, Allora. suo marito fa uso di sostanze stupefacenti? Assolutamente no, mio marito beve anche il caffè decaffeinato, non prende proprio niente. Quindi È no- pulito come un giglio, guardi, è la persona più pulita del mondo. Vabbè, poi lo Dove prende chiederemo a una lui persona perché lui pulita è fa, Michael. dichiara altre cose. Ha mai Che avuto cosa? rapporti di acquisto di droga con Nando Di Silvio? Io ho rapporti Suo con marito. Nando Silvio Droga. Suo marito Io? ha mai avuto rapporti per farsi No, di mio marito droga? la droga non ha mai presa, guardi, mio marito si è dato una pippata da quando c'era 15-16 anni, mio marito la droga non la prende, non la usa e mio marito odia i tossici, mio marito odia i drogati, i tossici, spada, vabbè, mio marito odia tutte le cose illegali del mondo, guardi. Va bene, io non ho altre domande. Perché... Avvocato Staniscia, difesa Spada Carmine. Senta, signora Ianni, io comincio dal tema introdotto dal pubblico ministero sull'organizzazione criminale capeggiata da Giovanni Galleoni. A lei ha reso, mi conferma, parecchi interrogatori. 21 dicembre 2015, 8 gennaio 2016, 11 marzo 2016, 21 marzo 2016, 7 aprile 2016, 28 aprile 2016, 23 maggio 2016, che conosciamo perfettamente perché siamo venuti oggi all'esame e controesame, quindi conoscendo i suoi dati dichiarativi pregressi. Inoltre ci siamo già incontrati in altri procedimenti che il pubblico ministero ha citato, come il processo Suburbe e come l'altro Senza fare processo. la No, è storia il preambolo ogni volta. necessario. Facciamo le domande, avvocato. Domanda è Lasciamo questa. perdere la storia. Senta, il legame
tra il cosiddetto Baficchio, Giovanni Galeoni, e Cardoni Massimo, qual era? Di che tipo era? Di che natura era? Che tipo di legame Erano avevano? cugini. Che rapporti avevano, oltre il rapporto di affinità, che erano cugini? Cosa facevano Massimo Cardoni e Io Giovanni so Galeoni? che, gli posso dire quello che so io, Sì. Io so che Massimo era dedito al controllo della vietta, però poi Giovanni l'ha tipo cacciato via perché si ubriacava e non gli stava bene. Quindi è corretto dire che questo Massimo Cardoni, il papà di Michael, faceva delle estorsioni con No. Giovanni Galeoni? Cosa faceva in concreto? No, in concreto lui guardava la gente che si comportava bene in dietta e basta. Che poi mi sta a parlare di estorsioni a livello legato a Giovanni è una cosa, per conto suo è un'altra, mi dovrebbe fare un'altra domanda simile, distinta. No, vabbè, lei risponda alle Perché così domande. così posso rispondere del fatto da Conad, Beh, faceva delle estorsioni, esatto, si ci prendeva arriviamo il cibo adesso, gratis. signora, ci arriviamo. Faceva Quindi estorsioni era per Giovanni no, che io sappia. Signora, mi faccia fare la domanda. Era ritribuito per questo controllo della vietta da parte di Giovanni Galeoni? Il Sì. papà di Michael, Massimo? Quindi aveva un compenso per questa attività? Che io sappia sì. Era un'attività illecita? No, lui doveva guardare la gente che faceva il lavoro suo, cioè che non litigavano, che non venivano le forze dell'ordine, che stavano tutti sereni. Questo doveva È fare. capitato Non è che Massimo Cardoni abbia fatto la spesa senza pagare, faceva le prepotenze al Conad, usciva con i carrelli di spesa? Quindi No, mica mi dava a me, È capitato? No, lei risponda se lo sa, se è capitato che facesse la spesa senza pagare, questa era la domanda. Sì, è capitato, ma, cioè, Vabbè, ma no, per no. conto suo, per Lei rifornire risponda il sì o suo no, non si chioschetto. È capitato che abbia picchiato il proprietario del Conad che era sito nella vietta? Massimo No, Cardoni? picchiare il proprietario del Conad no. No. A lei Proprio non no. risulta, insomma. Non risulta. Le risulta che abbia picchiato il cosiddetto ciambellaro, che venne sempre Massimo Cardoni in quel periodo, Quello sì. prima della So che gli ha dato uno gambizzazione? schiaffo in bocca. Quindi ha picchiato questo ciambellaro. E di chi era il papà, questo ciambellaro, questo signor anziano? Allora, lei mi fa una domanda molto bella perché sto signor Ciambellaro aveva questi 2 figli, 3 figli, che però non so figli suoi, tipo solo uno è il figlio, ma io non li conosco, cioè io ho visto queste persone, magari quando lui puliva il garage perché c'era tipo un garagetto sotto casa mia e puliva sto chioschetto, ma cioè io quello che vi posso dire di sto signor Ciambellaro è che io lo vedo perché l'ho visto e so anche voci di quartiere che è veramente una persona per bene, che non darebbe fastidio a una mosca, proprio E perché... gentile, educato. Sì, e Questo io posso dire. Ho capito, Del resto signora, io e non gli perché- posso dire di chi era il padre, perché perché poi ci Massimo stanno 3 avrebbe figli con 200 picchiato- cognomi diversi. Ascolti vallo le a domande. capire. Perché Massimo, papà di Michael, suo marito, avrebbe picchiato questa persona mite e gentile? Allora, io ne so 2 versioni. Ce le dica. Allora, una perché non l'ha salutato. E l'altra? E un'altra perché non gli ha voluto da 5 euro. Però siccome nel frattempo aveva già picchiato pure un altro vecchietto, non so chi dei 2 perché non ha salutato e quell'altro per i 5 euro, sinceramente. Non mi ricordo, cioè mi ricordo sta parentesi, però non mi ricordo chi dei 2 è la vittima del saluto. Mi pare il Ciambellaro, Però, come vi ripeto, sti figli hanno tutti i cognomi diversi, almeno in spada sono 100 ma ce n'hanno uno, sono tutti uguali. Questo c'è Miserino, Granato, non so che altro cognome c'è, però quello che vi posso dire di questo signor Ciambellaro Senta, è questo e basta, signora, so che è una ha persona che ha risposto, sempre ma questo lavorato. ciambellaro è collegato alla famiglia Spada, sto ciambellaro? Il Ciambellaro no, che io sappia, sempre che io sappia, però i figli... No, io ho i chiesto figli, del Ciambellaro, per signora. per vendetta, che il padre aveva preso le botte, giustamente, ma giustamente,
non hanno fatto una bella azione, magari potevano andare a parlarci, però lo Spada Massimiliano ce l'aveva con noi e voleva per forza far vedere la sua supremazia. Lelli era stato umiliato dentro il Conad, si era creata un po' tutta una situazione che ha portato ciò a far comunella, così lo zingaro, cioè il signor Spada Massimiliano è passato da vedetta, ma chi ha compiuto l'atto materiale è stato il figlio, diciamo. E come lo sa lei queste cose dal processo? Ecco il legame che c'è tra i zingari e questi ragazzi. Questa che cosa lei come la sa? La sa dal processo che abbiamo fatto per le case? Questa cosa Non ho capito come la la sa? domanda. Dal processo delle case? O gliel'ha c'entra il processo delle case? raccontata Massimo Cardoni? Presidente, mi scusi? Sì, prego. Presidente? Sì. La domanda, l'audio non si sente molto bene. Senta, questa inimicizia chi gliel'ha raccontata? Massimo Cardoni o lei l'ha saputa durante il processo delle case? La questione del Ciambellaro. Massimo con me ha lamentato più volte che lo zingarello Massimiliano andava lì al chiosco e faceva cose strane. Poi a me mi è venuto il dubbio quando quando il signor Spada Massimiliano è venuto a dirmi che non dovevo uscire per un mese o due di casa, era fiero di sé, era come se praticamente lui c'entrasse, ma lui l'ha fatto capire che c'entrava, capisce qual è il problema? Perché era troppo sicuro. Quindi Cioè, una notizia che neanche noi avevamo appreso. Questo atteggiamento di Massimiliano Spada è una sensazione che è ingenerata a lei di conoscenza del fatto del Ciambellaro e della successivamente gambizzazione di Cardoni? Che ha detto? Un attimo. Presidente, un attimo di interruzione, scusi. Sì. Adesso facciamo rifare la domanda. Allora, le ripeto la domanda. Aspetti un attimo. No, adesso non c'è più. Ci riproviamo? Sì, possiamo riprendere. Allora, prego avvocato, ripeta la domanda. Sì, la domanda è questa. Quando lei parlava con Massimiliano Spada e lo vedeva tronfio, così l'ho qualificato, aveva avuto una sensazione o aveva elementi concreti che sapesse della lite pregressa Ciambellaro-Massimo Cardoni e successivamente gambizzazione di Massimo Cardoni? Il muro di casa mia confinava col muro di mia suocera, ovvero con la casa che Massimiliano Spada mi ha estorto. Lui e la moglie Bella parlavano in dialetto zingaro che io non capisco, però qualche parola italiana la capisco ancora. E loro hanno detto che facevano gambezzare sto infame, che stavano organizzando cose un po' particolari, capisce? Ho capito. E subito dopo è stato gambezzato Massimo. Quindi signora, lei non la anche se anche Lelli aveva detto che avrebbe reso giustizia per quello che era stato fatto dentro il Conad. Però siccome che della gambizzazione proprio ha parlato Massimiliano Spada, è Massimiliano Spada. Perché l'ha detto, più che la sensazione mia, l'ha proprio detto, l'ho sentito. Ma quando l'ho sentito che ne parlava in casa. Lei ha detto che parlavano in zingaro Dora Mariabella e Massimiliano Spada. Lei la capisce questa lingua rom? Già mi pare ci eravamo fatti il controesame e già io l'avevo detto che io posso capire qualche parolaccia perché Massimino me lo diceva sempre. Non parlo zingaro, ma parlano in finto e anche in italiano, tante volte lo mescolano, parlano anche in italiano, non parlano solo zingaro, sempre zingaro, anche a casa parlano in italiano, ok? I figli, per esempio, parlano in italiano, che poi crescendo gli inculcano la parlata rom o qualche parolina. Quindi lei questa circostanza signora, questa circostanza l'ha sentita attraverso le mura di casa e attraverso pezzi di frasi da Massimiliano Spada e Doria Mariabella. Pezzi di frasi, oh! Che pezzi di frasi? Quello ha detto proprio a sto infame lo famo gambizzare.
Quale pezzo di frase? Che pensavamo che voleva far gambizzare mio marito? Quale pezzo di frase? Ma perché? Ma lei parla così a casa? Hanno gambizzo uno, se hanno gambizzato a quello dopo che l'ha detto il Massimiliano Spada. Signora, parli un po' più lontano dal microfono. Lo Spada, chi c'era a fare da vedetta? C'era uno Spada, io sto qui perché casa me l'ha levata uno Spada. Ok? Chi mi ha menato? Quello stesso Spada. Ecco perché non è nemmeno imputato quindi, in questo processo. Senta, come? non è nemmeno imputato vabbè, in questo processo dell'ordinario. No, vabbè, dimmi, che problema c'è? Signora, veniamo al libro mastro adesso. Lei ha parlato di un libro mastro dove Giovanni Galleoni, detto Baficchio, teneva la contabilità di tutte le sue attività illecite, estorsioni, pizzo, spaccio di droga, giusto? Che? Senta, questo libro mastro, lei l'ha mai visto? Ma scusi, mi prende in giro? No, io Ci stiamo divertendo. Presidente, scusi, però questa ha già risposto su questo, cioè, quindi se vogliamo chiedere qualcos'altro, sì, ma ha già risposto. Le persone che venivano a cercare questo libro mastro, ce le può ricordare chi erano a casa di sua Susanna suocera? Mancini, Silvano Spada, poi veniva Massimiliano Spada, è entrato anche Enrico Spada detto Pelé a casa mia. Molte volte Silvano Spada è venuto accompagnato dai cugini, che Enrico e Roberto, che non mi hanno mai aperto le porte del salotto o dello sgabuzzino come faceva lui, però si guardavano intorno, entravano, invece Silvano era proprio più sfrontato, tanto che un giorno addirittura stava allattando e mio marito gli ha detto guarda non salì, sta allattando moglie, e ho fatto sì, sono andata da Massimino e mi è entrato dentro casa. Ho dovuto aprire per forza la porta perché il mago gli aveva detto che stava allattando, quindi sapevano che stavo dentro, se no mi buttavano giù. Si allontani dal Silvano, microfono. ha aperto lo stanzino, a moglie, a girarmi per casa. Lei in un altro processo, si allontani un po' dal microfono, se no la sua voce la sentiamo in malissimo. un altro processo ha dichiarato che veniva Silvano e Massimiliano a cercare, non a cercare il libro, ma per darle fastidio per le case. No. Io ho detto che Massimiliano e Silvano venivano a darmi fastidio per le case e ho detto che Silvano mi girava per casa, mi apriva la porta dello stanzino, la moglie mi girava per le camere, mi girava per la cucina, venivano anche per recarmi fastidio. Ma perché? Ma lei che si pensa che io sto giocando, che io ho un guadagno? Io ho guadagnato la libertà e la tranquillità per i miei figli, non è che io sto qui per divertimento. Se dico che mi venivano a casa, mi auguro che c'era l'ambientale o qualcuno che lo può testimoniare, perché quello che ho passato io è stato molto brutto. Venivano per infastidirmi per casa e per il libro mastro. Risponda solo alle domande, signore. Lei ha chiarito perché, quindi venivano per entrambi i motivi, dice lei. Ma sì, tante volte, mi consente, tante volte Massimiliano Spada quando litigava con la moglie e aveva i suoi problemi mi picchiava anche per liberarsi. Perché quella era la Fiat Pelé, non la poteva toccare. Signora, e che questo libro è stato gettato via dalla sua suocera, questa circostanza chi gliela raccontava? Non dalla mia suocera, dalla suocera del Galleoni, uno. Poi so che altri sono stati requisiti. No, parliamo del libro mastro, quindi non so. La circostanza che questo libro mastro sia andato perduto gliel'ha riferito chi? Allora, questo libro mastro, ok? Supponiamo che esiste, ma questa è una supposizione, giusto? È una supposizione. Lei è convinto che ce l'abbiamo noi? Lei ha visto sto libro, perché lei andava a fare recuperi per Giovanni. I signori Rom sono convinti che l'abbiamo noi? Cioè, qualcuno sto libro l'ha visto, non è che io mi sto inventando il libro, perché mi fa piacere inventarmi il libro. Ma lei l'ha visto questo libro, signora? Presidente, 3 volte ha detto che non l'ha mai visto, non lo possiamo continuare a fare sempre le stesse domande, no? Allora, il libro non l'ha visto. Lo scambio di casa con Silvano Spada è avvenuto? Assolutamente no, grazie a Dio il capitano Ceccagnoli mi ha portato via a me, a mio marito e ai miei figli, anche perché io ho mandato un messaggio su Facebook a Tiziana Mancini, che è la compagna di Silvano Spada, ero intenzionata a dargli le chiavi, gli scrissi una frase tipo sono venuta per quella cosa, ma tu non ci sei. Loro non si accontentavano più della casa, loro volevano farmi fare la prostituta. Ho detto di no. Io presa dalla disperazione, così, come ho avuto signora. occasione.
Ha risposto alla domanda, risponda alle domande. Senta signora, le attività di Massimiliano Lelli, lei le ha indicate come spacciare la droga, fare recuperi, fare vessazioni, ma questo Massimiliano Lelli, lei l'ha definito come il cane da guardia che stava a cuccia con questo Giovanni Galeoni deceduto. Senta, come lei è venuta a conoscenza di questa attività criminale di Massimiliano Lelli? Lo ha mai visto insieme a Galleoni fare questi tipi di cose, spacciare, ricattare? Io quando avevo 14 anni ero fidanzata con Alessandro Calabrese, ok? E c'aveva una bisca bianca. E quindi le persone là intorno, visto che ci sono stata tipo 5-6 anni con sto ragazzo, si conoscono e quindi lo sai quello che fanno. Poi Lelli, che è una persona molto conosciuta per essere manesco, per essere una persona che ti storce i soldi, è proprio un cane che fa cattiverie, mena, non lo immagino a chi è finché non gli passa sotto. È conosciuto, ma è proprio la nomina sua che si è anche voluto dare lui, ok? Perché io a 30 anni non mi metto a menare, spaccare la testa a un ragazzino dei 15-16 anni o per farmi vedere che sono matto per intimorirlo come fa Lelli, ok? O coi rumeni o coi barboni. Una persona normale come me, che io dall'età dei 13 anni che andavo a lavorare anche in nero ma ho sempre lavorato, ha paura di queste cose, ok? Ecco perché io lo divengo così, perché Massimiliano è così Lelli, in realtà. che rapporti aveva con suo marito Michael Cardoni? Erano rapporti leciti di amicizia o erano anche rapporti illeciti? Io non ho capito la domanda. Presidente, mi scusi, Suo marito, non ha capito la domanda. Sì, adesso gliela suo marito, Michael Cardoni, figlio di Massimo Cardoni, in che rapporti era con Massimiliano detto Lelli? Rapporti di amicizia o anche rapporti di illecito? No, leviamo l'illecito, leviamo l'amicizia. Gli dico subito che quando è nato mio figlio, il maschietto Giovanni, Sandrino, ossia Alessandro Massimiliani, odiato dal Pantera, tipo si chiama Giuliano Lonardi, mandati da Lelli, mi è storti 500 euro del passeggino che c'avevo, perché loro subito, Lelli e tutti gli altri, gradualmente, ma principalmente è stato Lelli, si sono subito approfittati di mio marito, perché mio marito dopo che è morto Giovanni è stato malissimo, anche perché Giovanni è morto a novembre, mio marito a ottobre ci ha avuto un'ischemia e Lelli si è vendicato, quindi abbiamo sempre pagato Lelli, ho speso tra i 15 e i 20.000 euro perché erano 500, 600, 700 euro a botta, 350 euro a botta per non fargli menare a mio marito. Ho capito, quindi Lelli signora... veniva... Quindi signora, se ho ben capito, i soldi li date soltanto a Massimiliano Lelli, i rapporti economici avete solo con lui? Io ho pagato Massimiliano Lelli per stare tranquilla e per vivere serena e ho pagato Massimiliano Spada che si è preso la casa di mia suocera anche non avendo nessun tipo di debito per vivere pacificamente e serena. Ha capito? Io ho vissuto sì, l'ha detto anche nell'altro clima... Questi rapporti li ha detti anche nell'altro processo. Senta, lei ha fatto riferimento a uno zio morto di eroina nel 1985 per overdose. Sì. Come si chiamava questo zio? Mio zio si chiama Ianni Massimo. Ma era un poverino, un tossicodipendente e spacciava anche o era soltanto un tossicodipendente? No, guardi, mio padre e i miei zii non hanno mai spacciato. Hanno avuto problemi di tossicodipendenza, ma non hanno mai spacciato. Mio padre c'ha una grande fedina penale alta 20 centimetri dove potete andare a verificare. Mio padre lo spaccio non ce l'ha. Noi non siamo una famiglia che spaccia la morte. Lui è morto, e verrà denunciato l'avvocato Marconi che ci ha calunniato. È morto per overdose? Sì. E perché lei sospetta di un omicidio? Perché me l'ha detto Pelé, perché io sinceramente, sa che anno sono nata io? Io dico io a che anno sono nata. Io sono nata nell'87 e quell'angelo meraviglioso che era mio zio, neanche l'ho conosciuto. Ho capito. Però so che era un ragazzo con il sorriso sempre sulle labbra, era una persona bravissima. Circostanza quindi riferita, lei non era nata. Mi dica. Lei non era nata, quindi una circostanza che gli è stata riferita del relato. Sì, ma mio zio su tutte le foto sorride, guardi, non si può sbagliare. Quindi,
Glielo dico io che mio zio non ho conosciuto, l'hanno ammazzato, tanto più che sto pallino Enrico Spada mi ha messo in testa. Il processo per questo episodio. Senta, lei oggi ha parlato riguardo al tentativo di scambio di case con Silvano, era presente Ottavio, Ottavio Spada Marco 89, e di un labiale. Lei oggi ha affermato che non ha sentito le parole. Beh, ma io mica so cieca, oh. Ma se me stai a 30 centimetri e mi scandisci bene con il labiale, ma io ma lo capisco, mica so scema, oh. Va bene tutto. Mo però basta, adesso stiamo esagerando. Avvocato Marconi che mi calunnia, dice bugie e si inventa cose e verrà presto denunciato. Lei che mo mi vuole far passare per pazza, no, detto con la labiale, allora non l'ha detto. Lo sai te, lo sai. A proposito dell'avvocato Marconi che è stato nominato prima e nessuno è emerso per sottolineare che era il difensore di Massimo Lelli, oggi non è presente. Lei oggi cosa ha accusato l'avvocato Marconi? Di che cosa? No, avvocato. Ma magari mi No, Presidente, qui c'è formale opposizione, voglio dire, che cosa si vuole... Stiamo cercando di contenere le risposte della Teste e lei ci mette pure il carico. Vabbè, però si nomina un collega, quindi... Ma che c'entra adesso questo collega? Afferma che il collega abbia dato le indicazioni sulla macchina, scusi, lei è il difensore dell'avvocato Marconi, mi scusi tanto. Andiamo avanti, su, difenda i suoi assistiti e basta. Senta, lei ha affermato che dopo questi episodi ha tentato di farsi ricoverare a Grassi di Ostia, all'ospedale, però non voleva andare a Grassi di Ostia. Mai detto che ho tentato di farmi ricoverare, mai detto. Ecco, perché a suo dire questo ospedale era inquinato da qualche influenza. Allora, punto primo, non è a mio dire, ma ci sono le foto di Facebook di Elisabetta Ascani con la persona che io ho nominato al magistrato. Punto 1. Punto 2, io non ho mai detto che ho tentato di farmi ricoverare, ma io ho sempre detto che non potevo andare, perché non avendo la macchina non potevo andare al Santo Eugenio a piedi, non potevo andare a piedi perché quella non mi metta in bocca le parole che non ho detto. Un po' più distante dal microfono, perché se lei aggredisce il microfono la sua voce arriva molto male, microfono. Quindi cerchi di stare un po' lontano dal microfono. Allora, senta, mi puoi indicare un nome di un medico, di un infermiere, di un operatore della ASL che era sottopaga di queste persone che a lei aveva paura di contattare? Io non ho detto che la persona era sottopaga. Lei è l'avvocato Staniscia, giusto? Signora, risponda alle domande. Risponda alle domande. Io non ho mai detto neanche sotto interrogatorio che la persona era sottopaga. Io ho detto che la persona in questione aveva un'amicizia con Roberto Spada. Punto. E come si chiamava questa persona? Non so se c'è omissis, lo posso dire, io non so se ci stanno indagini in corso. Si parla di medici, infermieri, non lo so, chiediamo al pubblico ministero. Infermieri di pronto soccorso. Come fa a sapere lei queste cose? E tra l'altro la cosa strana, visto che stiamo tanto a parlare, è successo pure che quest'infermiera, no? Non è strano che sia... Ma il processo Fasciani fa parte di una certa tolleranzione politica. È una sua deduzione questa, signora? Vabbè, andiamo avanti. Ma se ci fai da braccetto, scusa, io ho tutti i screenshot sul telefono, mi dai il numero tuo che ti mando? Io ho tutti i screenshot delle foto di Elisabetta Ascani, di Roberto Spada e di questa persona. Che Presidente, famo? allora la Teste mi invita a dare il suo cellulare. Presidente, è una forma di produzione, diciamo, un intervento deciso da parte della Corte, perché la testimone 210 imputato dato connesso mi ha invitato, c'è la registrazione, a dare il mio numero di telefono per farmi inviare questi screenshot dove emergono dei nominativi e delle prove nuove. Chiediamo ai pubblici ministeri cosa ne pensano. Allora, signora, si limiti a rispondere alle domande, per favore. Vada avanti, avvocato. Una cosa incredibile. Ah già. Senta, signora, lei ha detto
che suo papà è stato contattato per fare dei cosiddetti fogli notarili da Silvano Spada dopo la scarcerazione del 12 aprile del 2016 al Tribunale d'Esame per annullamento sui gravi indizi e da altri 3 zingari non identificati. E questi fogli notarili al CIM, vostro padre li ha redatti poi? Io parlo in maniera semplice così lei mi capisce. Allora, io già ho detto che mio padre non può fornire una falsa documentazione perché io al CIM non ci sono mai andata. Che gli Spada volevano far rifare la tarantella a mio padre con la ritorsione, che se no ammazzano, che se no fanno, che loro sono Spada sono forti. Non ci sta documentazione perché io non ho problemi psicologici, io ho tutto registrato. Allora, signora, sì, c'ho registrata persino mia madre, non registro queste cose. Ma dai. Chiedo scusa se interrompo. Puoi invitare la cancelliera a spostare un po' il microfono dalla bocca della teste? Sì, sì. Perché ognuno... Almeno Presidente, sì. purtroppo... No, noi sentiamo, a tratti sentiamo molto male la voce. Il banco è piccolo e quindi il microfono altrimenti cadrebbe. È che la signora Ianni si avvicina e si allontana dal microfono, questo, quindi dovrebbe stare un pochino più ferma. Perché c'è pure cascava perché dietro non c'è niente. Ma si metta più comoda magari. Mantenga una certa distanza dal microfono così la sentiamo meglio. Vabbè, ok. Scusi Presidente, ma non c'è un cancelliere lì che possa... No. Non c'è un cancelliere lì in sede, ci deve essere per forza. Infatti, sì, sono presente, il cancelliere è presente. Ho già detto che il banco è piccolo e il microfono cadrebbe. E che la signora Ianni ha un banco, sono banchi in legno e quindi non è molto comoda, quindi ha poco spazio. E quindi si avvicina al microfono proprio per parlare, perché si sta un po' agitando, quindi anche per questo motivo. E quindi non sappiamo più cosa fare, non sappiamo cosa fare perché non possiamo cambiare il banco quindi ecco, siamo un po' limitati in questo. Va bene, adesso cerchiamo attraverso la collaborazione della signora Ianni, che non deve avvicinarsi, poi vedremo se si può migliorare in altro modo il servizio. Allora, avvocato, se Senta, vuole... allora suo padre propose questi fogli notarili? Mio padre non ha proposto niente. Ma lei come lo sa? Lei come lo sa? Mio padre ha detto no. Signora, no, mio padre non ha prodotto niente, non ha fatto niente, ha detto no, gli hanno messo una bomba a casa e rischio di morire. Punto. A lei chi gliel'ha riferita di predisporre questa falsa documentazione al CIM? Vostro padre? Questo episodio chi gliel'ha riferito? Mio padre me l'ha riferito a me, certo. Certo, come è stato riferito ai carabinieri, ovvio. Bene, come è stato riferito al magistrato, giustamente. Senta, lei ha parlato di bar, bische in maniera generica, dove arrivava la notizia che vi era una larvata attività di spaccio. Senta, signora, lei questa attività di spaccio al minuto, ad esempio ho parlato delle pizzerie, del bar di Via delle Sirene e di altri posti che lei ha indicato nei suoi interrogatori. Lei può indicare un singolo episodio, un riscontro, un momento in cui è stata testimone diretta di uno spaccio? Ma non ci vuole tanto essere testimoni diretti di uno spaccio, basta che cammini dall'altra parte, lo vedi quando ti passano il pezzo, che sia il pezzo, che sia il decino di fumo. Ma lei era presente, non gli posso dire, avvocato, a quest'ora è stato dato il decino di fumo a Tizio. La domanda è, lei ha assistito, è successo quindi che più volte persone come per esempio... Signora, ha assistito a qualche scambio droga-denaro? Perché sì. Lei non può ricordare magari l'ora e la data di... negli interrogatori ha detto sempre di no, però, vabbè, adesso vediamo cosa ci dice. Ma sta detto che Roberto Spada, quello piccolo, la cocaina gli ha dato a mio marito e che tutte le notti la veniva a ripiare. Ma negli interrogatori su questi esercizi le ha sempre detto di no. Scusa, ma se sa che c'è sta o spaccio lì che dà nel pezzetto, io non mi posso ricordare...
come si dice, il grammo che hanno venuto, ma pure un ragazzino di 10 anni che passa lì lo vede, Ma Scusi, lei l'ha visto? È passata qualche volta? Non ho mai visto Roberto Grande magari spacciato, non ho mai visto Carmine. Ha assistito a qualche episodio, vedono, forse Ottavio un po' meno. Lei ha assistito a qualche episodio in questi anni? Allora, mi è capitato di vedere Silvano che giostrava il fumo, mi è capitato di parlare anche con la mia amica Carlotta che gli era stata portata su casa una cassaforte contenente la cocaina, mi è capitato di vedere Robertino che prendeva la cocaina da sopra in alto al bar, i pezzi, che ho detto persino alla dottoressa Calò, i pezzi di zingari sono contrassegnati con l'elastico rosso, perché l'ho visto, perché se prende 2 o 3 pezzi passa. Oh, vedi, non mi posso magari ricordare tutti i tossicodipendenti del litorale che vanno all'esso piano, mi scusi tanto, ma mica sto al certo io, dai, non ho mai visto passare 1 chilo. Allora mi dici, guarda, tu hai visto passare 1 chilo, no, io attività di spaccio così no, ma spaccio al dettaglio, se tu vai di sabato sera o venerdì sera lo trovi, dai, ma per piacere. Va bene, dai. Ha risposto a modo suo. Senta signora, lei ha detto che andava al pub Lo Stato Bravo a consumare l'hashish con Maurizio Cirelli, anche accreditò. Ha detto che mi è capitato di andare, non mi metta in bocca le cose, avvocato. Ha detto lei signora, io c'è le trascrizioni, andava a fumare da Maurizio Cirelli allo Stato Bravo. Ogni tanto da Maurizio, perché magari non mi piaceva farmi la cannetta per strada, perché ho il rispetto delle persone che c'ho intorno. Tutto va là, bene, ha precisato. magari ecco come Amsterdam c'è il coffee shop chiuso per fumare, c'è sta pure in andava Italia. a fumare allo Stato Brado in questo pub di Maurizio Cirelli. Quante volte è capitato che è andato al bar di Cirelli? Lei. Allora guardi, gli dico che andavo al bar di Cirelli, ci andavo quasi tutti i giorni perché faceva i muffin e i cornetti molto buoni, che andavo a acquistare droga manco tanto sempre, perché alla fine faceva sempre le canne, fumavano tutti, però quando mi capitava, pure una volta a settimana, quando mi andava a me, non è che io ho l'orologio e dico oggi mi vado a fumare a fumo, quando volevo, cioè era un pub sempre aperto, con la disponibilità di hashish, Maurizio lo conosco da 30 anni, un altro po', quindi va tutto bene, cioè, potevo pure andare allo Stato Brado per farmi una chiacchierata, io stavo lucida e lui si faceva un cannone, Non è detto che per forza chi entra dentro lo Stato Brado deve per forza essere indrogato, per forza deve comprare. Assolutamente, quello è un luogo come Roberto Salafermus che prende i ragazzi da strada, quello c'è lo Stato Brado. Quindi le cose che lei sa in ordine alla casa della mamma di Maurizio Cirelli gliela riferite Maurizio Cirelli? L'ha detto Maurizio. Quindi in ordine a questa tanto casa... che Maurizio poveretto abitava dentro un garage, ma lei si pensa che a quello gli piaceva abitare dentro un garage se poteva andare a dormire dentro casa della madre? Vabbè, Presidente, queste sono valutazioni, il test risponde e poi condisce di valutazioni ultrone, il garage, la casa... Va bene, andiamo avanti. Beh, che vivesse nel garage è un fatto. Comunque. Andiamo avanti. Quindi l'ha saputo da Maurizio Cirelli. Senta, sa se Maurizio Cirelli e la mamma hanno denunciato Roberto Spada? No, ma non lo fanno, non lo fanno. Sì o no? Spada... No, se risponda solo se lo sa. No, perché Roberto Spada, come tutti gli altri Spada, denunciano 2 persone su 100, cioè c'hanno paura, c'è un clima che non c'è la risposta è no, la risposta è no. Va bene, la risposta è no, prego. Sa se sono stati sentiti Maurizio Cirelli e la madre in un altro processo dove lei è stata sentita, anche lei come testimone? Sì, Presidente, scusi, su questo c'è opposizione, cioè sta chiedendo a un teste se in un processo sono stati sentiti altri testi, cioè non credo sia ammissibile come domanda, nemmeno in contraesame. Qual è la rilevanza poi? La rilevanza era
la sentenza che vorrei produrre io, che contiene anche le dichiarazioni. Scusi, la produca perché fino a prova contraria, diciamo, noi siamo sempre... La produco dopo la pronuncia d'appello, così vediamo cosa... sempre non è passato in giudicato, non è che facciamo... Così vediamo la valutazione della Corte d'Appello sull'articolo 7 e soprattutto contiene parte di riferimento alle dichiarazioni di Cirelli della Madre. Quindi se seguiamo il criterio del codice, allora possiamo acquisire. Senta, quindi le cose lei le ha sapute da Cirelli Maurizio quando praticamente consumavate l'hashish o lo andava a trovare al bar. A lei piace la parola hashish? Quanto infierisce? Sì. No, vabbè, Presidente, allora però no, la signora ha già spiegato che non andava spesso, ma non sempre andava a consumare l'hashish, ce l'ha già detto prima, è inutile tornare. Bastava questo, Perché ripeto, non tutti vanno a Stato Brato per fare sta cannetta, magari c'è chi va per sentirsi buona musica, la partita a carte. Ha già risposto prima, signora. Ok. Senta, per quanto riguarda, lei ha detto oggi la fonte della conoscenza era Lelli e poi ha detto oggi sullo spaccio sono cose che sanno tutti, quindi le cose di Ostia gliele riferiva Lelli? Allora, le cose tipo il canale, il morto fatto a pezzi, l'estorsione, il ragazzo in stato vegetativo, e l'albanese morto, il rumeno picchiato, il cane ammazzato, ma riferite Lelli. Le cose palesi, dove c'è una piazza di spaccio, non sono cieca. Io ho chiesto, se so di chi è quella piazza di spaccio, ho visto Tizio Caio Sempronio passare il pezzetto e piace 50 euro. A parte che ha detto anche Lelli, perché Lelli si vantava tanto di questi signori spada, quindi a voglia quanto si vantava, addirittura dentro la bicca che c'aveva lui, che era la bicca di Lelli, si vantava, diceva poi non è arrestato Romoletto, si sentiva quelle cose le ha anche elencate, quelle cose gliela riferite Lelli, poi lei ha appreso per altre vie altre cose e l'ha spiegato pure, l'ha indicate pure. Senta, su Maioli Saber e Serrao Rami, lei ha detto che erano degli spacciatori al dettaglio. Si ricorda un singolo episodio dove lei è stata testimone diretto di qualche cessione? Allora, mi è capitato che ero andata in Vietta a prendere un decino di fumo da Thomas Lorusso. Cioè lei è andata a prendere il fumo? Lei è andata a prendere il fumo? Sì, un decino di fumo. Ma per lei quindi è andata a comprare la droga, lei? Sì, ma anni fa, cioè che mi fa restare per... Può quantificare l'anno quando lei andava a comprare questa droga, questo fumo? Può classificare l'anno, quando è andata, in che anno, in che mese è andata a comprare questa droga? Lei ha detto anni fa. Quando? Anni fa, 7 anni fa, 8 anni, ma prima di stare con Michael. Prima della morte di Baficchio, dopo la morte di Baficchio. Quindi antecedentemente al 2011, prima del 2011, sicuramente, perché Michael non ci stava ancora. Quindi Mi ricordo che c'era Thomas perché era un amico di mio fratello. Signora, un momento per ordine, lei quindi parla di un episodio avvenuto... Quindi prima del 2011. Prima del 2011, giusto? Prima, sì. Prima della morte di Baficchio? Sì, perché io non stavo ancora con Michael, io Giovanni avrò incrociato 2 volte, 3 volte, non è che solo da Giovanni, perché anch'io conosceva. E cosa si ricorda di questo episodio prima del 2011? Quindi lei è andata ad acquistare della droga, dell'hashish, poi cosa dell'hashish. Da chi? Da Thomas Lorusso, che era un amico di mio fratello. Poi qual è l'altra domanda? Senta, suo fratello... E mi aveva presentato questo signor Saber, era questa la domanda, ma non mi avete fatto finire la risposta. Senta signora... La risposta era come conosce Maioli. Lei ha mai acquistato droga da qualcuno degli Spada? Personalmente lei? No, io da Spada non ci acquisto niente, mi dispiace, io personalmente da Spada vabbè, niente, no. mai. La risposta è no. Mai proprio, mai, zero, mai avuto contatti con gli Spada. Quindi lei non ha mai avuto contatti con gli Spada? Senta, suo fratello, come si chiama suo fratello piccolo? Maggiorenne, minorenne? Maurizio.
Mio fratello piccolo, ce n'ho due dei fratelli, sono tutti e due piccoli, quindi... Maurizio, senta, Maurizio, se posso chiederlo, che rapporti ha con voi dopo la scelta della collaborazione? L'ha condivisa? Io sono 3 Presidente, anni scusi, che Presidente, c'è proprio opposizione recisa. Che cosa c'entra con il tema del processo? Rapporti. E meno male che l'avvocato ogni volta si inalbera quando si citano minorenni. C'è un'opposizione formale da parte dell'ufficio della Procura. Se un denunciante, perché io non conosco nemmeno l'età. La domanda è questa: siccome non conosco nemmeno l'età dei parenti della signora, voglio sapere se suo fratello Maurizio è un denunciante su questi fatti o no. No, mio fratello no, Presidente, allora insisto. La domanda non è ammessa. Io con i miei fratelli non c'ho proprio... No, ma non è ammessa la domanda. Non c'ho rapporti di niente, non so che fa, non so se sta bene, non so se sta male. Mio fratello con me ha chiuso, io ho la mia vita e lui ha la sua vita, con tutto che è un bambino piccolo. Signora, non deve rispondere. Ci sono altre domande? Sì, mi riservo di fare altre domande dopo. Vogliamo fare un'altra sospensione? Magari. No, dipende da... Io penso che ancora devono intervenire tutti i difensori, immagino. 10 minuti, sì. Quindi facciamo una sospensione. Come vuole, Presidente. Io